Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Smart SOA, una società del gruppo Riverso. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fidicop, le tue garanzie prendono forma. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Per celebrare le colleghe sarde si sono dati appuntamento le 13 delegazioni nazionali della più antica associazione italiana di donne titolari d'azienda, nata 20 anni prima a Torino. I numeri confermano che AIDA ha saputo rappresentare generazioni di donne imprenditrici che hanno costruito non solo una rete di imprese in rosa, ma una parte sicuramente importante dell'economia del nostro paese. AIDA in Italia conta su 800 soci, 35.000 dipendenti e su un fatturato di 12 miliardi e mezzo. Le socie nell'isola della delegazione guidata da Rosi Sgaravatti sono 38 per 1.300 dipendenti e circa 1 miliardo e mezzo di fatturato. Tra gli eventi in calendario è stato organizzato il convegno nazionale al Nuraghi Arruvio di Orrori, Le donne tra passato e futuro. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo parlando di un evento che lo scorso fine settimana ha visto per 2 giornate protagoniste donne importanti nell'attività imprenditoriale in Sardegna. Parliamo dei 40 anni dell'AIDA, l'associazione delle donne dirigenti d'azienda, e ne parliamo con il presidente Rosi Sgaravatti. Sono state 2 giornate impostate con grande attenzione. È arrivata la presidentessa nazionale che poi ascolteremo in intervista con Manuela Salis. Ma cosa rappresentano per la Sardegna questi 40 anni? Beh, intanto rappresentano un'associazione che per 40 anni ha visto crescere e sviluppare le aziende al femminile, che veramente è una cosa interessante, bella. E stiamo cercando, e adesso avremo anche quest'anno 6 nuove ragazze giovani con delle aziende, e per cui ha rappresentato le imprese, ha rappresentato le donne, ha rappresentato la volontà delle donne, la capacità delle donne di creare azienda, di credere nell'azienda, di dedicarsi sia ai figli che alla casa, avere la capacità. È possibile coniugare questo tipo di discorso? Le nostre donne l'hanno fatto, sono state le capitane di questa impresa, lavorano, hanno figli e conducono l'azienda anche da 30-35 anni, per cui anche aziende importanti. I numeri ci dicono che AIDA in Sardegna rappresenta donne che conducono imprese che hanno un totale di 1.300 dipendenti. La sua impresa ha attualmente 150 dipendenti. E di cosa si occupa? Lo diciamo, lo sa il mondo, ma lo diciamo ai meno attenti. Si occupa di coltivare piante e fiori e di fare progettazione per giardini e di lavorare in tutto.
Quanti anni fa è iniziata la sua esperienza in Sardegna? Perché lei non è sarda. No, io non sono sarda, ma ormai sono sarda. Mi hanno accolto e io sono sarda e sono felice di essere qua. È iniziata 36 anni fa, 38 anni fa. Comunque ormai un lungo. Possiamo dire è iniziata per amore? È iniziata per amore perché io sono venuta qua con mio marito perché l'azienda esisteva già dagli anni 50. L'azienda è venuta qua per costruire i giardini e il verde della Costa Smeralda e di conseguenza avevamo un primo deposito di piante, chiamiamolo così, in Viale Monastiri, e dopo abbiamo fatto l'azienda. Negli anni 50, nel 64 abbiamo fatto l'azienda dove sta adesso. Noi nel corso di questa trasmissione parleremo anche del convegno che si è svolto a Orroli. Avete scelto una location molto particolare anche perché sono arrivate colleghe da tutta Italia. Esatto. L'abbiamo scelta proprio per questo, perché volevamo fare conoscere le zone interne della Sardegna. Il nuraghe più bello della Sardegna. Il nuraghe più bello della Sardegna, la parte archeologica. Volevamo, anche perché il nostro intento, il nostro proposito è quello di fare rivitalizzare i borghi. Allora, ospitiamo il V20, Women 20, che anche Women 20 ha come missione, di fare rivitalizzare i borghi, di credere nelle donne, di fare vivere e rivivere la vita di questi piccoli paesi, di credere nell'ambiente credere nella circolarità delle imprese. Lavora in un'azienda che addirittura negli anni 50 ha avuto 2000 dipendenti. No, non qui in Sardegna però. In tutta Italia? Perché noi originariamente siamo del Veneto, cioè un piccolo paese vicino Padova, che quest'anno mi ha fatto l'onore di farmi diventare cittadina onoraria. Oh, questa è una cosa bellissima. Sì. Oggi si parla esclusivamente nel piano di ripresa e resilienza di Europa, d'Italia e di Sardegna Green. E di Sardegna Green, no, di mondo green, diciamo così. Lei dovrebbe essere nell'obiettivo assoluto, perché lei ha viaggiato nel suo lavoro esclusivamente nel verde. Io sono ormai proprio nel PNR completa. Grazie Valerio per la linea, il nostro ragionamento continua, proviamo a spostarci oltre le Alpi. Monica, i suoi anni trascorsi come funzionario dell'ONU hanno in qualche modo segnato anche non solo la sua vita professionale ma anche la sua visione di donna. Cosa vuol dire oggi nel 2021 essere una donna imprenditrice, essere una mamma, essere una moglie? Avere a 360 gradi tanti ruoli, quanto è difficile? Grazie per la domanda, che è una domanda veramente interessante. Allora, mi verrebbe voglia di rispondere in due modi. Il primo, io in quanto donna che ho lavorato 30 anni per il Sistema Nazioni Unito e sono stata in Giordania, in Tunisia, in Africa, e riuscire a combinare il ruolo di funzionario internazionale con quello appunto di moglie, di mamma, non è stato facile. Però siamo donne forti, ce la facciamo. Multitasking. Per necessità, non per scelta. Ma l'altra dimensione, diciamo, interessante, perché avendo lavorato soprattutto negli ultimi 15 anni, 20 anni, in particolare sulla questione della donna imprenditrice nei paesi in via di sviluppo, oltre che nei paesi industrializzati, ho guardato e visto quali sono le difficoltà che incontrano le donne di altri paesi, sia alla creazione ma anche allo sviluppo di impresa, e che sono in molto simili alle stesse difficoltà incontrate dalle donne in Italia, in Francia, in Inghilterra, in tutti i paesi del mondo. E se guardiamo ai fattori che creano difficoltà, sono principalmente l'accesso al credito per la donna che vuole aprire l'impresa, l'accesso ai servizi, all'infrastruttura. Oggi spesso ci sono ancora donne che hanno difficoltà di accedere alle tecnologie, ai portatili, cioè ai cellulari, l'accesso ad internet.
È come se dovesse essere sempre figlia di o moglie di. Sì, perché in realtà oltre ad avere una differenza a livello paese di sviluppo economico, ci sono differenze di sviluppo all'interno degli stessi paesi. Quindi se noi guardiamo in Italia, magari a Roma abbiamo le donne che hanno l'iPad e lavorano con accesso alle tecnologie, ma se andiamo nelle zone rurali magari abbiamo meno accesso alle tecnologie. Quindi oggi nel 21 abbiamo fatto dei passaggi, io credo negli ultimi 10-15 anni, molto importanti, soprattutto a livello di consapevolezza. Io credo che il movimento MeToo abbia sdoganato la questione femminile, la questione della violenza contro le donne, se ne parla di più, la questione del cambiamento culturale, la lotta agli stereotipi, e quindi anche le donne imprenditrici oggi sono in una posizione di forza maggiore rispetto a ieri. I governi si stanno impegnando ad allocare risorse per poter aiutare le imprese a lanciarsi non solo sul mercato nazionale ma anche sul mercato internazionale. Quello che secondo me andrebbe ancora molto rafforzato e ripeto è valido non solo per i paesi industrializzati ma anche per i paesi in via di sviluppo, è la capacità delle donne di fare rete. Siamo a questo evento dell'AIDA, che è una grossissima, importantissima associazione italiana di donne imprenditrici con un grande bagaglio di esperienza nel settore manufatturiero, eccetera. Quello che conta è riuscire a trasferire queste competenze acquisite, le conoscenze, ad altre donne e lavorare per le altre donne, fare in modo che queste reti creino magari con le altre di solidarietà ed investire nei progetti di altre donne emergenti. E questo perché la diversità crea ricchezza, l'inclusione crea equità. Ormai di fronte a questi principi sociali l'azienda non si deve fermare, tantomeno quella delle donne, anzi le donne devono essere in prima linea.